Bene, vi do il benvenuto a tutti quelli che sono collegati in questo momento nelle nostre pagine Facebook dell'Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli. Ci vedete in diversi collegati questa sera. Siamo collegati da Tiene, siamo collegati dalla sede dell'Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli, che è un'organizzazione di gestione della destinazione costituita da diversi soggetti pubblici e privati per la gestione integrata della destinazione turistica e la realizzazione unitaria delle funzioni di informazioni, accoglienza e promozione e commercializzazione di prodotti turistici. Questa sera siamo qui in diretta live perché presenteremo un libro, un libro che racconta la storia della vita rurale di Arsiero attraverso la storia delle sue fontane. E siamo, per tutti gli amici che ci seguono da diversi posti del Veneto, da diversi posti d'Italia e anche dall'estero, siamo in quella parte della Pedemontana Veneta che si trova allo sbocco della vallata dell'Astico. Qui troviamo diversi luoghi da visitare, sono adatti a diversi target turistici. Non mancano sicuramente in questa zona gli scorci naturalistici, questa vallata, ma abbiamo anche percorsi da fare a piedi, percorsi da fare in bicicletta, percorsi come la strada del Trenino, e abbiamo anche un tratto del percorso Fogazzaro-Roi e il cammino delle apparizioni. Questi luoghi sono cari allo scrittore Antonio Fogazzaro, che qui ha ambientato diversi romanzi, come raccontato e citato anche nel libro che presenteremo questa sera. E è un libro edito da Grafiche Leoni con il patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Arsiero e della Proloco di Arsiero e del consorzio del Proloco Alto Astico e Posina e dalla società Viacqua. E non sarò da solo questa sera a presentare questo libro. A fianco a me avete Nazareno, vedete fisicamente Nazareno Leonardi. Online sono collegati Fiorenzo Lorenzini, presidente della Proloco di Arsiero, Maurizio Carlesso, presidente dell'Umpli Vicenza, Gil Cortiana, presidente del Consorzio Proloco Alto Astico e Posina, Nico Veladiano, scrittore storico di cultura locale, e l'ho tenuta per ultima, ma non perché è meno importante, ma perché darà il benvenuto, il sindaco di Arsiero Cristina Meneghini, che nel libro, all'inizio, nella presentazione del libro, scrive: l'acqua da sempre un bene dal valore inestimabile, trasparente, impalpabile eppure determinante nel creare gli insediamenti umani, preziosa per il territorio arsierese. Seguendo le vie dell'acqua ci immergiamo nelle silenziose atmosfere contadine e montanare di Arsiero. Quindi, sindaco, questa sera portaci virtualmente, perché non lo possiamo fare fisicamente, ad Arsiero, dando il benvenuto anche da parte tua. Ecco, buonasera a tutti. Questa sera infatti viene presentato il libro Le fontane e le contrade di Arsiero, che è comunque la conclusione di un percorso iniziato il Natale 2019, quando con la Proloco si è pensato di creare dei presepi in alcune fontane del paese, dove tutte le associazioni del paese, ma anche privati, si sono messi all'opera e hanno così creato dei bellissimi presepi. Da questo è nato un percorso, sia i cittadini di Arsiero ma anche il visitatore hanno visitato i numerosi presepi e hanno scoperto degli angoli caratteristici e piacevolmente inaspettati. Mai come ora la situazione, data la situazione che noi stiamo vivendo, le passeggiate e i percorsi sono dei momenti in cui ci sentiamo più sicuri. Per cui io mi auguro che con questo libro chi visita i nostri luoghi vada alla riscoperta del nostro territorio e delle nostre radici. Quando ci inoltriamo infatti nei nostri sentieri notiamo gli infiniti terrazzamenti e i nostri pensieri vanno a ritroso nel tempo e pensiamo alla difficoltà
della vita che hanno avuto i nostri avi. E quindi questa è la nostra storia. Ringrazio quindi il presidente della Proloco che si è preso l'impegno di portare avanti questo progetto. Ringrazio la Pedemontana che pubblicizza in modo egregio questo libro e tutti quanti hanno contribuito alla realizzazione di quest'opera. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, sono Nazareno Leonardi, Destination Manager dell'organizzazione turistica regionale Pedemontana Veneta e Colli. Bene ha fatto il Presidente a presentare questo libro, è il terzo libro che presentiamo da questa piattaforma. In realtà abbiamo visto sempre un grande interesse, quindi sperando che poi le cose cambino, ma se rimarranno così per un periodo, almeno il periodo invernale, avremo la possibilità di farvi conoscere tante pubblicazioni che stanno nascendo anche in questo periodo particolare. Sfogliando questo libro che abbiamo ricevuto qualche giorno fa, ovviamente siamo stati attratti dalle bellissime illustrazioni e disegni di Galliano Rossetti. Di questo poi ve ne parleranno più avanti i vari intervenuti. Cosa vale la pena forse dire? Che oltre all'illustrazione ci sono delle introduzioni, dei brevi testi scritti da diverse mani che raccontano l'amore che il sindaco, il presidente della Proloco, il presidente dei consorzi hanno per questa realtà, per Arsiero in particolare, ma un po' per tutta la vallata dell'Astico. Abbiamo visto proprio nel periodo estivo un grande richiamo di queste zone incontaminate, la vallata dell'Astico, del Posina, l'Alta Valleogra, veramente assaltate dai turisti che erano alla ricerca di luoghi particolari. Credo si parli di Arsiero e si nomini, e quando si nomina anche solo Contrapria, ci sono dei luoghi che anche nel nostro immaginario collettivo sono luoghi che richiamano ovviamente la naturalità, il gusto di vivere, e l'acqua è uno di questi. Ecco. C'è anche il presidente Roberto Ciambetti del Consiglio regionale del Veneto che in uno scritto molto dettagliato che racconta questa, ci riporta a parlare proprio di Arsiero, raccontando questa cittadina della Pedemontana al confine tra la pianura e le montagne vicentine attraverso la storia delle sue 9 fontane, quelle più antiche. Questo è un modo singolare per introdurre ai visitatori un ambiente naturale e un panorama storico ricchissimo di suggestioni, oltre che di squarci immacolati, quanto genuini, in un ambito naturalistico che riserva spazi intatti. Sono parole bellissime che raccontano la nostra area e anche l'interesse che questa zona pedemontana riscuote ormai a livello regionale e nazionale. Grazie. Adesso funziona, non c'era l'audio, scusate. Stavo dicendo che volevo ringraziare più di 100 persone collegate nelle pagine social, questa sera sulle pagine Facebook dell'OGD e volevo anche sottolineare che purtroppo non si può applaudire questa sera, ma se volete cliccare il mi piace e inondarci di mi piace, per noi va bene lo stesso. Quindi lascio la parola al presidente del Consorzio Proloco Alto Astico e Posina, Gilles Cortiana, che diversi eventi, naturalmente anche storici, sono stati annullati nel 2020. Nel 2021 ci sono nuovi appuntamenti, ma anche un nuovo, molto probabilmente, sistema per lavorare, per realizzare attività, e vogliamo conoscere con lui le
diverse attività previste e cosa ne pensa anche lui. Prego, Gilles. Sì, grazie, ringrazio appunto la Pedemontana Veneta per questo invito. E il ringraziamento va anche appunto a Fiorenzo Lorenzini e Gagliano Rosset, al colloquio di Arsiero, che hanno avuto l'intelligenza di portare avanti questo progetto, questa opera, che vede proprio come le Pro Loco si sono sapute adattare, mutando la loro forma nel 2020 in seguito purtroppo alla pandemia del Covid-19. E questa situazione ci ha visti costretti ad annullare moltissime manifestazioni, alcune storiche e tradizionali sono state riprogettate modificando gli spazi e adeguandole per la salute dei visitatori, e così come appunto dovremo adattarci in questo 2021 che si prospetta essere grosso modo alla pari dell'anno che abbiamo appena concluso. È molto bello vedere come i volontari delle nostre Pro Loco, delle nostre 9 Pro Loco, si sono saputi immolare in una enorme quantità di attività. Ho avuto il piacere di vedere che si sono adoperati nell'abbellimento delle piazze, nella manutenzione dei sentieri, appunto per garantire quelle passeggiate che siamo riusciti a programmare nell'anno in chiusura. Ma così come in questi giorni li ho visti adattarsi alla situazione avversa della neve, ripulendo i sentieri, aprendo le strade, e vediamo questa sera anche la presentazione di un splendido libro. Quindi le Pro Loco sono veramente molto eclettiche e sono delle associazioni moderne, intelligenti, che si sanno adattare alla situazione storica critica che stiamo vivendo. E nel 2021 i nostri sforzi saranno sempre adattati a quelle che sono le normative di DPCM. Dove possibile speriamo di portare avanti delle feste tradizionali, quali ad esempio la Sagra del Gnocco, la Sagra della Trota e dell'Avannotto, che sono prodotti tipici del nostro territorio. Ma al tempo stesso cercheremo di collaborare con ristoratori ed esercenti per garantire anche la tutela dei visitatori e per supportare queste attività che al pari delle nostre associazioni sono state fortemente colpite dalla pandemia. E non possiamo entrare nello specifico degli eventi, ma posso garantire che verranno organizzate delle escursioni promuovendo anche la Via delle Prealpi, un progetto presentato lo scorso novembre. E faremo delle corse podistiche e altre escursioni sul territorio che andranno ad interessare anche le contrà, che sono appunto uno degli argomenti portati su questo libro, quindi la bellezza anche delle nostre contrà, oltre che dell'acqua e delle fontane. Intendiamo promuovere il territorio anche tramite brochure e con una collaborazione speciale con Umpli Vicenza e Umpli Veneto, e anche in forma digitale. Verranno portate avanti delle serate culturali e dei concorsi che sono appunto mirati proprio a ristrutturare quella che è l'offerta e la promozione delle Pro Loco. Infine i nostri volontari hanno già un progetto, un percorso di abbellimento costante delle nostre strade e delle piazze, che è uno appunto dei cardini di quello che sono le Pro Loco, oltre al supporto continuo della comunità. Ad ogni modo, considerata la mutevolezza della situazione, provvederemo ad aggiornare quello che è il nostro calendario e le nostre iniziative tramite social network e tramite i nostri siti web. Bene, grazie Gilles. Sì, grazie. Ok, adesso ti vedo. Grazie a voi.
ci ha dato diversi spunti e spero anche, ho visto che ci sono diversi commenti anche su Facebook, naturalmente potete commentare, chiedevano dove è possibile trovare il materiale. Beh, il sito internet da Pedemontana è visitpedemontana.com, ma se venite in ufficio a Thiene in via Vanzetti potete trovare anche il materiale cartaceo se vi serve, è gratuito e potete prenderlo, oppure naturalmente sul sito internet. E continuo con il neopresidente Maurizio Carlesso, neopresidente di Umpli Vicenza, appena eletto da pochi mesi, un neopresidente pieno di entusiasmo, nel quale naturalmente noi abbiamo sempre avuto una collaborazione fruttuosa tra l'OGD e l'Umpli, quindi che questa collaborazione continui, come vedete questa sera, e ci aspettiamo anche molto dal neopresidente, quindi prego Maurizio Carlesso. Grazie mille e soprattutto grazie di questo invito. E come giustamente lei diceva prima, vorrei soffermarmi su quello che innanzitutto ha detto il sindaco, perché mi ha colpito moltissimo nella sua presentazione. È stata mi consenta, una fotografia bellissima della vostra area. E quando si sente un amministratore che riesce a dare questo tipo di input e questo tipo di visione del suo territorio, vuol dire che è un amante e soprattutto è un buon collaboratore per una Proloco. Dall'altra parte però mi consentite nello stesso momento di dirvi che c'è una magia nel libro che voi avete inserito, che avete proposto questa sera, perché la magia dei disegni di Rosset è assolutamente imparagonabile, riesce a trasmettere veramente qualcosa di estremamente positivo. Ci manca il cuore, ci manca la storia. Il cuore è quello di Lorenzini, perché per portare avanti questo tipo di progetto deve essere veramente un appassionato di un certo calibro, però ci serve la ricerca e Nico Velladiano è quello che ha messo insieme tutto questo tipo di lavoro. È chiaro che nel momento in cui noi andiamo a vedere e andiamo a vedere gli scorci che riusciamo ad immaginare, perché io personalmente non ne ho ancora visti, ma ho già chiesto come e in che modo sia possibile poi gestirci su questa cosa, dobbiamo ragionare un attimo su quelle che sono le situazioni future. Allora, già Gilles, che apprezzo moltissimo perché ha fatto una disamina di quella che è la situazione attuale, estremamente puntuale e precisa, ci permette di ragionare su un futuro alquanto incerto. È chiaro che la Proloco di Arsiero, con questo tipo di lavoro, con questo tipo di intervento, riesce a fare delle attività in ogni caso che per altre realtà non sono possibili perché sono delle caratteristiche veramente particolarissime. Non è la prima pubblicazione che hanno fatto, ho visto anche venendo sul posto, vedendo alcuni lavori che sono stati proposti, come diceva Gilles prima, sul territorio, che sono veramente bellissimi e sono bravissimi. Mi ha un po' spiazzato quel numero delle fontane perché non avevo colto la quantità di materiale che avete messo in campo. In ogni caso, i complimenti sono sotto questo profilo per tutto il gruppo. Siamo convinti come Umpli Vicenza che lavorare in gruppo sia il nostro core e soprattutto che gruppi come l'OGD Pedemontana Colli sia uno dei riferimenti importantissimi per noi. Mi piaceva però sottolineare che il presidente della Proloco, Fiorenzo, ha scritto che è per non dimenticare la lezione del passato che la Proloco di Arsiero, sorta più di 100 anni fa, non a scopo ricreativo ma educativo. Questo che vogliamo far passare come messaggio dal punto di vista dell'Umpli provinciale. Educativo. Siamo nella condizione che le Proloco sono degli angoli in cui non si fa attività promozionale per il prodotto tipico e basta, ma stiamo tramandando veramente qualcosa alle generazioni future. Quindi grazie a tutti voi, grazie per questa bellissima presentazione. Ho visto il PDF del testo, ma vorrò averne una copia senz'altro, per cui lo recupererò in qualche modo e sappiate che la collaborazione di Umpli Vicenza è sempre sicuramente disponibile e ci sarà in tutti quegli ambiti che voi avete. Grazie a tutti.
Grazie Presidente. Sicuramente l'amore per il territorio è alla base del lavoro che Fiorenzo Lorenzini, Presidente della Proloco di Arsiero, si è sempre visto con successo. Ha organizzato diverse mostre, ma ha realizzato anche, come ricordava appena adesso, diversi libri. E qualcuno su Facebook commentava dicendo che i libri restano, quindi credo che sia un commento importante anche questo. Quindi lascerei la parola a Fiorenzo Lorenzini, che ci parlerà di come la Proloco valorizza e promuove il territorio di Arsiero attraverso sia i prodotti tipici locali, ma anche grazie ai libri e le mostre che abbiamo appena citato. Prego, Presidente. Grazie, buonasera. Niente, la Proloco di Arsiero, diciamo, come ha detto il Presidente Callesso, è una che è nata più di 100 anni fa, precisamente nel 1908. È una delle 20 più vecchie d'Italia e questo è un bel traguardo che noi ci teniamo a puntualizzare. Dopodiché lei ha nominato prima il Fogazzaro. Ecco, il Fogazzaro è stato uno che nel 1908 si è iscritto al Proloco di Arsiero, che allora si chiamava Pro Arsiero, Associazione Pro Arsiero, e lui si è iscritto con tanto di firma e allegando la quota associativa per quell'anno. Quindi anche questo è un bel vanto per la nostra Proloco. E questa è una storia. Nel tempo la nostra Proloco ha fatto tanto per il territorio, ma è stato anche da traino per gli altri comuni più piccoli che all'epoca non avevano neanche le varie associazioni, eppure c'era solo la Sagra paesana. Arsiero ha fatto, per tanti comuni limitrofi, ha fatto da traino per portare avanti le tradizioni e la cultura dei vari paesi, e quindi anche questo è stato delle iniziative che col tempo si sono localizzate qui ad Arsiero e nei dintorni. Dopo, per venire, diciamo che da sempre noi stiamo portando avanti quelle vecchie tradizioni, perché non bisogna mai lasciarle andare vecchie tradizioni, si innova, si fa qualcosa di nuovo, ma le vecchie tradizioni teniamole sempre, perché sono quelle che uniscono tante volte le varie persone, le varie collettività. Da citarne una, la tombola ad Arsiero è dal 1927-28 che viene fatta, e noi quest'anno, l'anno scorso, diciamo nel 2020, con tutte le problematiche che si sono verificate per il Covid, l'abbiamo fatta. Quel distanziamento, con tutto quanto, però la tombola l'abbiamo fatta. Ecco, questa è una delle cose che ci tenevamo a portare avanti. Quindi queste tradizioni, le varie feste che si facevano qui, che continuiamo a farle, tipo le varie passeggiate, le corse in montagna che facevano, ecco, questo probabilmente anche con l'uscita di questo libro vorremmo ancora di più il nostro territorio. Il nostro territorio comprende 4 valli: la Val d'Astico, la Val di Rio Freddo, la Val di Tovo e la Val di Ferro. 72 contrade sono dislocate in questo nostro territorio e vorrei dire che quasi tutte, per non dire tutte, hanno la fontana. Da dove nasce il progetto della fontana? Citava prima il sindaco che nel 2019 abbiamo iniziato a allestire dei presepi sulle fontane del capoluogo di Arsiero ed è stato un bel successo. È stata un'iniziativa della Pro Arsiero appoggiata dall'amministrazione e hanno partecipato tutte le associazioni di Arsiero. Questo è bello, anche questo, perché la Proloco sì fa parte, però fa anche da unione con tutte le altre associazioni del paese. Noi abbiamo una consulta delle associazioni che sono racchiuse tutte le associazioni del comune e quindi tutti collaborano, e questo è molto importante.
e noi ci facciamo da capofila sempre, perché uno c'ha bisogno di qualcosa e la Proloco è pronta, è sempre disponibile, sempre in comune accordo con l'amministrazione comunale. Quindi sono stati fatti questi presepi e che sono stati ripetuti anche quest'anno, sono stati ripetuti, purtroppo non abbiamo potuto allargare più di tanto, ma nel futuro progetto ci sarà quello di portare dei presepi su quasi tutte le contrade. Per gli anni a venire ci riusciremo e così cominciamo anche a vedere queste contrade e queste fontane allestite durante il periodo natalizio. Non solo, per quest'anno abbiamo intenzione di promuovere delle passeggiate, delle escursioni con numero magari limitato, adesso vedremo come programmarle, su tutte le contrade e via dicendo, con la degustazione finale di prodotti tipici nostri, quali gli gnocchi, la soppressa, la trota e via dicendo. Già negli anni passati abbiamo organizzato la Magna Corta, che era una passeggiata enogastronomica dentro e fuori per le contrade di Arsiero. Adesso quest'anno vogliamo riprendere con questa attività di escursione su quasi tutte le contrade del territorio. Questo per far conoscere anche a tutti il territorio nostro. Naturalmente sappiamo che nei nostri locali i piatti tipici sono gli gnocchi, abbiamo le patate nostrane che stiamo promuovendo. Abbiamo promosso più di qualche volta questo prodotto, come le trote, come gli avanotti e tutto quanto. Quindi la Proloco è questa che deve promuovere il territorio e i piatti tipici. E questo è una cosa che noi della Proloco di Arsiero abbiamo sempre portato avanti. Ecco. Il libro diciamo che abbiamo fatto questo progetto su quanto programmato l'anno scorso con i presepi e abbiamo detto perché non facciamo le fontane di Arsiero. Io ho detto fontane aggiungiamo anche le contrade e allora così abbiamo incominciato io con il consigliere Busato Narciso, che lui è originario della Val di Rio Freddo, e l'amico Fiornico Munari, fotografo. Abbiamo incominciato a girare tutte le contrade, 72, le abbiamo fatte tutte, ma naturalmente siamo andati anche più volte perché una volta magari non veniva bene la foto e le abbiamo fatte tutte, abbiamo scoperto degli scorci veramente, veramente meravigliosi, che non serve andare tanto distante. Abbiamo dei paesaggi che sono meravigliosi e quindi vanno sfruttati e noi vedremo su questa cosa a seguito di questo, anche di questa pubblicazione, di sfruttare al meglio il nostro territorio. Ecco, diciamo che tante sono disabitate purtroppo, tante, però parecchie sono sistemate, sono messe in ordine, hanno la sua bella fontana che la puliscono, la tengono in ordine perché si ricordano sempre che l'acqua era per loro un bene prezioso, perché abbeveravano gli animali e si adoperavano per uso domestico e tutto quanto. E queste tutte contrade, queste si tenevano veramente a questo ordine e tutt'oggi portano avanti quelli che sono lì residenti nel luogo oppure che vengono da fuori il sabato o domenica perché hanno rilevato qualche casa, però ci tengono a tenere in ordine la pulizia. Questo è anche una cosa. Dopo di che dovrei eventualmente, o li facciamo dopo i ringraziamenti, intanto io direi un attimino di staccare, se dopo qualcuno... Intanto, mentre parlavi, Presidente, abbiamo mandato alcune foto che stiamo mandando in onda che ci hai mandato, che così possiamo vedere il territorio direttamente anche senza esserci. Prego. Sì, volevo chiedere a
Fiorenzo Lorenzini, qualche informazione su questo libro, perché come sapete abbiamo abbinato a questa presentazione anche un piccolo concorso. Abbiamo fatto una domanda sui social chiedendo a chi voleva partecipare di farci anche, di rispondere a una domanda che era quella di quante sono le fontane storiche o comunque ancora presenti nel territorio di Ersiero. Vorremmo sentire dal presidente Lorenzini, sono più di 10 o meno di 10? Beh, naturalmente sono più di 10, sono più di 10. Allora, le 72 contrade che abbiamo nel comune, vorrei dire che quasi tutte hanno la loro fontana, quasi tutte. Quindi calcoliamo che è un bel numero di fontane. Qualcuna neanche due, qualcuna anche due fontane. Perché una volta la fontana era proprio la ricchezza che loro volevano che ci fosse proprio nella contrada, in mezzo alla contrada e via dicendo. E come ripeto, e la tenevano veramente dignitosamente con le varie pulizie che c'era da fare, tutto quanto. Ecco. Quindi Ecco, sono più di 10, senz'altro. siccome il concorso si chiudeva alle ore 20:30, allora noi abbiamo estratto tra chi ha risposto in maniera ovviamente giusta, quindi più di 10, Claudia Losco, che riceverà un libro omaggio. Ecco, libro che ora invece abbiamo il piacere di far presentare da Nico Veladiano, che conosco da tanti anni e ho il piacere anche di ritrovare questa sera, che ci racconterà proprio di un libro fotografico, ma un libro che effettivamente raccoglie l'anima di Ersiero delle sue contrade. Prego, Nico. Eccomi qua. Ecco, Non bene. dovevo essere io, buonasera a tutti intanto, ma non dovevo essere io a presentare il libro e anche non lo presenterò perché mi farà piacere che lo presenti quello che è veramente l'autore. Io sono stato solamente il curatore, quello che ha seguito un po' il progetto, no? Allora, io vorrei parlarvi di questo personaggio, Galliano Rosset, e adesso la regia vi farà vedere anche un'immagine, alcuni lo conoscono, ma chi ci segue da fuori provincia, da fuori Italia, almeno lo vede. Ecco, lo vedete, questa persona, Galliano Rosset, lo vedete nella tenuta di venerabile, con la divisa, chiamiamola così, di venerabile priore della confraternita del Baccalà alla Vicentina. Ecco, Rosset non c'è questa sera perché è una persona che non è molto tecnologica, non è in grado, tanto è bravo come storico e come artista, tanto non si è dedicato all'informatica e quindi non è in grado di essere collegato. Però il nostro obiettivo è di presentare in presenza il libro quanto prima, dico sottolineo quanto prima perché quando arriveremo a presentare il libro vorrà dire che saremo anche fuori da questa brutta storia che ci sta limitando molto sia nelle libertà personali che soprattutto nelle attività sociali. Chi è Galliano Rosset? Galliano Rosset, questo lo dico per i non vicentini perché penso che i vicentini lo conoscano tutti bene. È uno dei principali esponenti della cultura popolare vicentina e veneta. È un artista che vorrei definire poliedrico, diciamo un piccolo, ma scusatemi il paragone, ma un piccolo Leonardo, nel senso che si occupa di tantissime cose che vanno dalla ceramica alla pittura ai restauri. È naturalmente esperto anche in arte culinaria, perché appunto qua lo vedete come priore della venerabile confraternita del Baccalà. E anche presidente della compagnia teatrale Astichello, una compagnia teatrale che è una delle più note a livello nazionale tra quelle amatoriali, gira un po' tutta Italia. Pensate che ha vinto un premio perfino in Sicilia, che è tutto dire col dialetto veneto, e si è cimentata anche all'estero, sempre con Galliano Rosset, che provvede anche alle scenografie di questa compagnia teatrale.
è soprattutto uno storico, è un ricercatore e in questa veste è stato ed è tuttora consulente di varie istituzioni pubbliche e private, e soprattutto per quanto attiene il Risorgimento e la Grande Guerra. Io ho cominciato con Rossetto una collaborazione che dura da più di 15 anni, che ci ha portato a realizzare una quindicina di libri, tutti attinenti alla cultura, al paesaggio, alle tradizioni vicentine e venete. Anche questo libro si inquadra in questo filone. Abbiamo trovato, soprattutto nelle pro loco, sia a livello di consorzi che di singole pro loco, che soprattutto anche come Umpli provinciale, un grandissimo e fondamentale punto di riferimento. Del resto, parlare di territorio vuol dire parlare di pro loco. Ormai le pro loco sono diventate, direi, il principale punto di riferimento per chi vuole tenere in vita, recuperare le tradizioni che fanno parte della nostra storia. Ecco, questo lavoro che dura da una quindicina d'anni ci ha portato a realizzare praticamente un volume all'anno. Quest'anno abbiamo fatto il botto, ne abbiamo fatti ben 3 con Rossetto, ma insomma mediamente un volume all'anno, e questi volumi che si occupano del cibo, delle culture, eccetera, e tante altre cose del nostro territorio sono reperibili presso le pro loco. Alcuni sono esauriti, motivo per cui abbiamo fatto anche un piccolo esperimento, ne abbiamo messi 4 reperibili su internet. Adesso vediamo come va l'esperimento e eventualmente lo estenderemo, no? Ecco, questa scelta di usare le immagini del luogo per raccontare il territorio e la storia, penso che, come diceva prima uno che ha messo un commento, penso attraverso Facebook, che io da qua non li vedo, ma me l'ha detto la regia, che la carta riesce a conservare, riesce a tramandare. Noi siamo ormai abituati a memorizzare tutto sui computer, però poi le memorie di computer sono labili spesso e spesso si perdono, mentre la carta, i libri conservano questa memoria. E quindi la scelta della Pro Loco di affidarsi alla Felice, del Pro Loco di Arsiero, ovviamente in questo caso con le varie collaborazioni, di affidarsi alla felice mano di Galliano Rosset per fissare le immagini delle fontane e dei piccoli borghi sparsi su un territorio aspro e affascinante, però come quello di Arsiero, secondo me è stata una scelta davvero felice, no? In questo caso Rosset, oltre le sue capacità di artista e le sue conoscenze di storico, ci ha messo anche un po' della sua anima. Lo fa sempre, ma questa volta in modo particolare. Ha raccontato questi luoghi che per motivi familiari gli sono anche particolarmente cari, no? E lui poi è anche molto legato all'acqua, per vari motivi, per la sua sensibilità ambientale, perché abita in un paese che sorge letteralmente, Cielo Conte 8, che è Cavazzale, che sorge letteralmente sull'acqua, nel senso che sotto ha uno dei più grandi bacini idrici d'Europa, e quindi insomma gli è venuto anche bene tutto sommato occuparsi di acqua e di fontane. E direi che con questa operazione contribuisce, attraverso ovviamente la Pro Loco e il Comune, che sono i promotori di questo progetto, contribuisce a promuovere il territorio. Del resto, prima Leonardi ha citato un piccolo stralcio dell'intervento di Roberto Ciambetti, no, con cui si apre questo libro. Io vorrei invece concludere sempre con un intervento di Ciambetti che lo mette a conclusione di questo libro e dice letteralmente, poi lo trovate sul libro: acqua e Arsiero e le sue fontane come proposta innovativa per un approccio diverso verso un turismo sostenibile in un'area che riserva non poche sorprese a volerle scoprire lungo l'intero arco dell'anno. Galliano Rosset ci conduce dunque
verso una nuova esperienza, stia al lettore poi trasformare il fascino di queste pagine in guida autentica alla scoperta di una natura bellissima quanto incontaminata. E io penso che questo sia il modo migliore per avvicinarsi a questo libro che tutti noi speriamo di poter presentare in presenza quanto prima, io spero già subito dopo Pasqua, insomma. Io Grazie. Qua e vi ringrazio. Grazie, nel frattempo vi ricordo che abbiamo anche realizzato un video che è andato in onda sul programma televisivo 7 dintorni sulle eccellenze del territorio, dove compare anche il sindaco di Arsiero, ci racconta le eccellenze di Arsiero, quindi questo video lo trovate anche nelle nostre pagine Facebook e nella nostra pagina YouTube di Pedemontana Veneta e Colli. Vi riporto anche alcuni commenti che ci stanno facendo, di Alessia, che ci dice di portare avanti sempre le nostre tradizioni, e ne abbiamo molti e abbiamo voglia di conoscere il territorio, per non parlare del cibo, tradizioni, cultura e natura. Giovanni ci dice che è un'opera originalissima, ogni pagina la definisce una poesia disegnata, e dietro la poesia sappiamo che c'è il lavoro, il sacrificio e la vita della gente. E le Fontane delle Contrae, il luogo per eccellenza di aggregazione sociale di una volta, complimenti per l'iniziativa. E poi abbiamo una serie di commenti per il presidente Fiorenzo Lorenzini. Abbiamo la curva qui per il presidente, dove ci sono enormi complimenti per il lavoro fatto da Fiorenzo Lorenzini. Quindi il libro cartaceo non tramonterà mai. Prego, Nazareno. Sì, volevo ancora conversare un po' proprio con Fiorenzo per parlare e per dire anche cosa c'è di importante in questo libro. Intanto è una memoria storica incredibile. È vero, c'è un'astrazione all'interno di queste illustrazioni. Ci fa vedere solamente quello che è rimasto, quello che si è conservato. Ci è stato tolto ovviamente tutto quello che sono le interferenze, quindi difficilmente troverete in queste illustrazioni dei cavi di energia elettrica o delle auto parcheggiate vicino alle fontane. Però questo ci dà la possibilità di leggere quei piccoli manufatti nella loro straordinaria bellezza, che poi è la bellezza che è in ogni opera artigianale, in ogni opera che nasce da mani sapienti, che ovviamente hanno ereditato nel corso dei secoli delle lavorazioni. Ecco, la cosa incredibile che fa Galiano Rossè è che riusciamo a capire attraverso quei brevi tratteggi che lui fa addirittura l'anima delle pietre. Si vede chiaramente se una pietra è stata scalpellata, se è stata appena sbozzata, se quella pietra è levigata, e lo fa solamente con questi disegni che ovviamente sono un patrimonio che rimarranno. Allora a Fiorenzo andrei a chiedere dove potremo trovare questo libro nei giorni a venire, dove si potrà acquistare ad esempio questo libro, che è un libro che sicuramente avrà un grande successo, come vi ricordo un successo che sta avendo un altro libro che abbiamo presentato, che è il libro di Gigi Ebriani, Vita Ramenga, che racconta della vita di un pastore, che ancora ce ne sono, che dalla pianura sale e ritorna ogni anno con le proprie pecore. Un libro che è stato ripreso anche a livello nazionale e che sicuramente farà parlare ancora di sé, perché è collegato a quel mondo agreste che vogliamo ricordare anche con quella ragazza poverina, anche lei pastora, che nel Trentino ci ha lasciato la vita. Ecco, quindi Fiorenzo, dove possiamo trovare questo libro e soprattutto cos'è rimasto di tutto quel grande lavoro che tu hai fatto in questi mesi per coordinare quest'opera? Allora, grazie Nazareno. Il libro da domani sarà disponibile presso le due edicole di Arsiero, quella di Piazza Rossi e quella di Via Marconi. Ecco, da domani saranno già disponibili. Eventualmente qualcuno fosse da fuori provincia o fuori regione può scrivere eventualmente alla Proloco di Arsiero o va sul sito e lì eventualmente provvederemo a inviarglielo.
cosa rimane di questo? È una, diciamo, abbiamo voluto come Proloco sensibilizzare questo territorio, la sua gente, la gente attaccata al suo territorio, che anche se tanti sono andati a abitare via negli anni 50-60, però ritornano sempre, perché hanno le radici, hanno si ricordano quando poverini dovevano fare 7-8 chilometri per andare a scuola, si ricordano che non c'era l'acqua dentro nelle case, e quindi sono tutti quei ricordi che vengono a mente a loro e ritornano nel suo territorio. C'era una canzone di De Marzi, una canta di De Marzi, che diceva: su incontrare l'acqua chiara, solo i vecchi se resta. Ecco, era così purtroppo, perché i giovani erano in cerca di lavoro, una terra qua, un nostro territorio pieno di emigranti, anche io ho avuto zii in Francia, in Belgio, di qua e di là, purtroppo era così, e lasciavano qua i vecchi, lasciavano qua le spose e accudivano gli animali, accudivano questi terreni, però quelle radici sono sempre rimaste, e questo è molto, abbiamo voluto anche concretizzarsi su questo fatto qui, sul nostro territorio. Tornando a Galiano Rosset, che è inutile, ha già spiegato benissimo Nico Veladiano tutto quanto, poi non dobbiamo scoprirlo certamente, perché è un artista di fama. Ha voluto venire anche lui un paio di volte con me, ha detto: te me porti su, voglio venire a vedere, perché qua sono partiti anche i miei antenati. E una mattina siamo partiti e siamo andati in Val di Tovo, in località Comparetti, contrada Comparetti, e lì è stato lì a ammirare questa contrada. Siamo andati dentro sotto i portici, che ci sono anche delle foto, adesso poi magari li farete vedere, e via. E lì è stato proprio, guarda qua, e lui proprio che si immedesimava dentro su questa contrada, ma te pare qua me poro nono, cosa che faceva, ecco. Questo è anche il bello che ti lascia queste opere qui, perché portare anche, perché non è stato solo a casa a disegnare, ho voluto venire a vedere, andiamo a vedere, dai, fammi vedere, e l'ora di qua e di là. Ecco, questo è una cosa che veramente mi ha fatto molto piacere. Grazie. Ecco. Prego se... No, niente, poi andrò un attimo per i ringraziamenti. Perfetto. Intanto presumo arrivino dei commenti da parte dei cittadini di Arsiero per il presidente e per il sindaco di Arsiero, dove i cittadini dicono: vi vogliamo bene. E quindi voglio ritornare dal sindaco, chiedendo al sindaco quanto si sente orgogliosa in questo momento della Proloco di Arsiero e del lavoro che sta facendo la Proloco di Arsiero. Credo è indescrivibile quello che provo proprio in questo momento, e soprattutto proprio per il momento che stiamo vivendo, credo sia una luce in questo periodo buio. I percorsi, le contrade di Arsiero, Calgari, Comparetti, le ho fatte, Selugio, che è un posto meraviglioso, e quindi questo libro, sfogliarlo per me, guarda, ecco, è bellissimo. Grazie, poi vediamo anche la prima parte del libro, ci sono anche delle illustrazioni, c'è una parte che vi riporto, se la regia mi dà anche una mano, dove c'è questo testo che dice: l'arconcello e il bigolo per portare a spalla il bigolo, scusa. E dice, vi leggo il testo: sull'imbrunire si faceva ultimo l'approvvigionamento d'acqua per il giorno dopo. Dice: era il momento dell'appuntamento col moroso che aspettava la bella alla fontana. L'acqua era Galeotta, complice dell'amore che nasceva e cresceva, così alla sera, con l'acqua che, facendo finta di niente, scendeva noncurante nei secchi lucidi e brillanti nell'amore nascente. Anche
una parte romantica all'interno di questa bellissima opera che questa sera vi abbiamo presentato. È bene ritornare ancora una volta sul territorio di Arsiero. Molti conoscono questa cittadina, proprio all'incrocio tra la vallata del Posina e quella dell'Astico, per la partenza verso Tonezza del Cimone, ma forse molti non sanno che il territorio di questo comune si estende invece molto più in avanti. Arriva fino alle balze del Toraro, nella vallata del Rio Freddo, nella Val di Tovo, nella Val di Ferro. Pensate che arriva fino ai laghetti di Laghi, anzi una parte del laghetto di Laghi è proprio nel territorio di Arsiero. Quindi in questo ambito paesaggistico incontaminato per alcune zone sicuramente ci sono queste contrade, ritorniamo ancora su queste contrade, che meritano di essere conservate e valorizzate. Ci sono dei percorsi del CAI da tempo ormai mappati e anche ben elencati, ci sono tante frecce segnaletiche da parte dei comuni e poi ci sono anche dei percorsi che potete scaricare anche sul percorsi in GPS o di altro tipo nei siti che vi sono stati elencati prima. Allora, qual è la bellezza di una giornata passata ad Arsiero? È quella di potersi immergere in un paesaggio unico, di vedere luoghi naturalistici di valore e poi di incontrare in queste contrade tante persone che hanno il piacere di raccontarne la storia, di far vivere tutto quello che di importante e interessante c'è stato nel corso dei secoli. Ovviamente la grande ferita della Prima Guerra Mondiale in realtà ha lasciato alcune testimonianze. Queste testimonianze valorizzate negli anni scorsi non devono assolutamente essere perse. Anche ad Arsiero ci sono cose interessanti, forti ancora non conosciuti o poco conosciuti. Ne cito uno, il forte di Casaratti, che è proprio a confine tra Arsiero e Valdastico. E poi altre testimonianze ovviamente legate a quel periodo. La spedizione cosiddetta punitiva del 1916, che è arrivata fino a lì, poco più sotto, fino a Seghe di Velo, e quindi una raccolta anche iconografica di grande valore che potete trovare in molti libri di immagini d'epoca, proprio di quel periodo, che sono la testimonianza di un grande momento anche storico. Ecco, se pensiamo che in questo momento la Pedemontana Veneta, stiamo parlando tra il 1916 e il 1918, erano presenti ovviamente il re d'Italia, era presente il principe regnante di Casa d'Austria ed era presente anche il principe, il famoso Edoardo, che poi diventerà Edoardo VIII, a Lugo di Vicenza. Quindi una zona che in quel periodo ovviamente ha avuto una grande epopea che è raccontata in questi libri, molti libri che potete trovare in edicola assieme al libro, come vi è stato detto. Sì, ricordiamo anche il libro di Rosset 1915-1918, La grande guerra della povera gente. Ok, quindi ritornerei la parola a Fiorenzo per i saluti, per i ringraziamenti. Sì, grazie a voi per la disponibilità che ci avete riservato, della Pedemontana Veneta e Colli. E volevo ringraziare il sindaco di Arsiero, il presidente dell'Umpli Vicenza, Maurizio Callesso, quello del Consorzio Alto Astico e Posina, Gil, lo storico Nico Veladiano, che erano presenti qui questa sera, e poi volevo citare un attimino, che sono riportati anche su l'ultima pagina e sull'ultimo trafilo della presentazione. E la Proloco intendeva ringraziare la Regione Veneto, naturalmente, il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, che questa sera purtroppo per altro impegno non era presente, il Comune di Arsiero,
il Consorzio del Proloco Alto Astico e Posina, Viacque, la Biblioteca Comunale, l'artista Gagliano Rosset, la professoressa Lidia Pettinà, per la preziosa ricerca storica sulle fontane di Arsiero, condivisa in passato con il professor Fausto della Fontana e Francesco Facin, che purtroppo non ci sono più, però anche loro avevano iniziato una raccolta su queste tipo di fontane e acqua. Il maestro Giovanni Borgo, il grafico Enrico Faccin, lo storico Nico Veladiano, l'amico Flores Munari per la sua professionalità con l'obiettivo il nostro fotografo, e il consigliere della Proloco Narciso Busato, che ci ha portato sulla sua Val di Rio Freddo e ci ha permesso di scoprire e far riscoprire angoli di grande interesse. Ecco, io qua mi fermo, ringrazio tutti quanti, ringrazio quelli che ci hanno dato sostegno, in primis il sindaco, che ogni tanto mi chiedeva come siamo messi. Tranquilla, gli dicevo: sindaco, vedrai che il libro esce. Ecco, il libro l'abbiamo fatto, siamo tutti contenti, noi della Proloco in primis naturalmente, e dopo abbiamo fatto qualcosa di utile per il nostro paese, per la nostra gente, per le nostre vallate. Ecco, vi aspettiamo. Io penso che da maggio in avanti inizieremo a delle passeggiate su queste contrade e spero di trovarvi tutti quanti, e assieme andremo a vedere questi posti che meritano veramente di essere visitati. Con questo io vi saluto tutti, ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie a tutti quelli che si sono collegati questa sera e grazie ai nostri follower che ci seguono nelle pagine Facebook. Vi ricordo in chiusura che abbiamo presentato sempre dal Siero, quando 3-4 mesi fa, quando non eravamo in questa situazione, un altro libro che vi riproporremo comunque anche in queste pagine, che è Valdastico Verticale, dove Marco Toldo e Diego Dellai hanno raccolto questo libro delle arrampicate classiche e moderne sempre nella Valdastico. Quindi io vi ringrazio i relatori, i diversi presidenti e il sindaco che si sono collegati, e anche Nico Veladiano. Vi do l'appuntamento a domani. Ho visto qui che domani molto probabilmente ad Arsiero ci saranno le edicole prese d'assalto, perché sembra che molti domani andranno in edicola per acquistare il libro. Quindi grazie a voi, grazie a tutti quelli collegati e buona serata a tutti. Se volete... Grazie mille, veramente è stato importantissimo esserci, e complimenti per la conduzione della serata. Grazie. Grazie a tutti, veramente, buonasera. Grazie sindaco. Grazie a tutti e buona serata, buon proseguimento. Dobbiamo tenere ferme le nostre tradizioni, non occorre ricordarlo, ma magari qualcuno non ci pensa. Questa è la notte della Befana. E quindi domani ci saranno tanti bambini nella nostra zona contenti per i regali della Befana. Teniamo alte sempre le nostre tradizioni. Esatto. Saluti a tutti. Grazie a tutti. Saluti, arrivederci.